Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. Vicenda metro leggera a Cosenza, il TAR della Calabria accoglie le istanze della titolare della stazione di carburanti e ordina la riapertura al traffico di Viale Mancini. Comune e Regione dovranno rivedere l'intero apparato progettuale. La chiusura del ponte Cannavino minaccia l'economia della Sila, nuova turbolenta riunione questa mattina al comune di Celico. Sindaci e comitato dei cittadini chiedono all'ANAS chiarezza sui percorsi alternativi. L'europarlamentare Laura Ferrara punta l'indice sull'aggiunto Oliverio, faccia chiarezza sui fondi POR 2014-2020. La Regione in un comunicato annuncia una conferenza stampa di fatto rimasta solo sulla carta. Rapina un anziano in casa e fugge dal balcone ma perde il documento di identità, arrestato a Cosenza dalla squadra mobile un quarantenne con precedenti penali. Insediamento questa mattina al comune di Vibo del commissario prefettizio Giuseppe Guetta, che invita la città a vivere con serenità i mesi di commissariamento. Nuovi arrivi in casa Cosenza e Crotone in Serie B dal calciomercato sessione invernale, novità importanti così come in Serie C, ma intanto domani si torna in campo per la terza giornata di ritorno. I lupi ospitano al Marulla il temibile Cittadella. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque c'è un nuovo capitolo nella lunga e tormentata vicenda della metro leggera a Cosenza rende unica. Ebbene, adesso il TAR ha ordinato la riapertura di Viale Mancini. Nuovo colpo di scena nella vicenda della metro leggera a Cosenza rende unica. Adesso il TAR ordina di riaprire Viale Mancini. Sono state dunque accolte le istanze di Milena Gabriele, titolare della stazione di servizio che si trova sulla carreggiata ovest di Viale Parco, che aveva chiesto la sospensione della chiusura al traffico, che di fatto le impedisce di lavorare, nonostante i lavori per la metro non siano mai iniziati. Per i giudici il progetto va rivisto. Il TAR della Calabria dispone infatti che il comune di Cosenza e la Regione Calabria rivalutino la vicenda amministrativa, le modalità realizzative del cantiere lungo Viale Parco, disponendo un ridimensionamento della complessiva transennatura, adottando accorgimenti tecnici che in ogni caso consentano di minimizzare e mitigare gli effetti dei progettati lavori sulla stazione di servizio della società ricorrente. Insomma, i due enti dovranno rivedere l'intero apparato progettuale e ridisegnarlo nel rispetto degli evidenti interessi imprenditoriali riconosciuti dal TAR a vantaggio della titolare della stazione di servizio. Il comune adesso dovrà rispettare il pronunciamento dei giudici e dovrà quindi riaprire il tratto di Viale Mancini, chiuso ormai da oltre 4 mesi. E c'è poi la vicenda della chiusura del ponte Cannavino che minaccia l'economia della Sila, nuova turbolenta riunione questa mattina al comune di Celico. Sindaci e comitato dei cittadini chiedono all'ANAS chiarezza sui percorsi alternativi. Sentiamolo Salva Baldino. Siamo sulla SS107, sul famigerato Ponte Cannavino. Al momento l'unica notizia certa è la chiusura del ponte per 8 mesi. Non si è ben capito, non è stato ancora definito quando chiuderà, la data è precisa. Si parla di fine marzo, ma ancora ribadisco non c'è una data di inizio chiusura del ponte. Chiaramente c'è molta preoccupazione tra le istituzioni. Ieri c'è stata una riunione in prefettura, stamattina un'altra riunione turbolenta al comune di Celico. Due i problemi da affrontare: primo, i percorsi alternativi, l'economia della zona che sarà duramente provata dalla chiusura del ponte Cannavino. Quindi andiamo per ordine. Rispetto ai percorsi alternativi, Antonio Falcone, sindaco di Celico, stamattina che cosa avete definito con l'ANAS? Abbiamo fatto un incontro con i tecnici dei comuni interessati, con l'ANAS, il comitato, la provincia, per far emergere quelle che sono appunto le criticità delle viabilità alternative e trovare già da subito le soluzioni, perché è chiaro che non può iniziare questo cantiere se prima non mettiamo a posto la viabilità alternativa. Perché in questo momento, lo ricordiamo, ci sono delle criticità, ci sono delle strade chiuse. Ci sono delle strade chiuse, c'è stata la caduta anche di calcinacci che ANAS adesso sta verificando, infatti siamo sul posto, c'è il semaforo, stanno verificando se effettivamente è stata
caduta, cioè se è caduto dal ponte Cannavino oppure è caduto da qualche non lo sappiamo, e quindi noi per tutelarci abbiamo fatto un'ordinanza momentanea in attesa che ANAS ci comunicherà che la situazione è sotto controllo, ma ci tenevo a dire che noi siamo già operativi, i nostri tecnici sanno già che cosa e quali saranno gli interventi di messa in sicurezza sulla viabilità alternativa, e nei prossimi giorni daremo tutto il materiale, tutto l'occorrente ad ANAS, che si è detta disponibile di intervenire prontamente, ed è chiaro che questa volta non ci dovranno essere disguidi, come è successo con i lavori di manutenzione ordinaria. Devono iniziare i lavori, la cantierizzazione che è prevista per fine marzo, inizia aprile, ma la cantierizzazione inizierà soltanto quando saremo sicuri che è possibile garantire una viabilità alternativa. Abbiamo individuato alcuni percorsi alternativi, come diceva prima il sindaco di Celico, che è la strada che attraversa, la strada provinciale che attraversa Casali del Manco, nonché la vecchia strada che da Rovito porta a Celico. Comprendiamo bene che i lavori sul ponte Cannavino per la messa in sicurezza sono necessari e siano necessari, però siamo fortemente preoccupati anche per l'economia e per i nostri operatori economici di Spezzano, di tutto il territorio, anche dell'altopiano silano, perché una chiusura così, diciamo, lunga del ponte avrà contraccolpi sicuramente sull'economia della zona e comprometterà anche la stagione turistica. Per questo già nei prossimi giorni con gli altri sindaci faremo un incontro con gli operatori, cercheremo di mettere nero su bianco delle proposte che poi sottoporremo alla Regione e al Governo nazionale. C'è una nota di Rete Ferroviaria Italiana in cui si legge che dalle 18 di domani alle 5:30 di lunedì 4 febbraio la linea ferroviaria Sibari-Cosenza sarà interessata da lavori, e nell'ambito degli interventi di velocizzazione della linea Rete Ferroviaria Italiana attiverà una variante del tracciato tra le stazioni di Torano e Montalto. Per consentire l'operatività dei cantieri sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Sibari e Castiglione Cosentino e i treni saranno sostituiti con autobus. L'europarlamentare Laura Ferrara punta l'indice sulla giunta Oliverio, faccia chiarezza, dice, sui fondi POR 2014-2020. Fondi europei, la Calabria ha cambiato passo, porta la data del 30 dicembre scorso il comunicato stampa in cui la Regione annuncia di aver superato ampiamente i target di spesa del POR 2014-2020 previsti dall'Unione Europea al 31 dicembre 2018. Nella stessa nota pubblicata sul sito istituzionale si fa sapere che i risultati raggiunti e gli obiettivi per il 2019 saranno presentati ai giornalisti in maniera dettagliata in un incontro previsto per l'inizio del 2019. Siamo a febbraio, ma l'iniziativa, denuncia l'europarlamentare pentastellata Laura Ferrara, è rimasta sulla carta. Peccato che ancora di questa conferenza stampa non ci sia traccia. I conti non tornano, sottolinea l'europarlamentare che chiede spiegazioni alla Giunta. A seguito di un'interrogazione che avevo presentato alla Commissione europea, la Commissione rispondeva che al 19 dicembre 2018 ancora mancavano 122 milioni di euro da spendere per il raggiungimento del target intermedio fissato al 31 dicembre 2018 per il fondo POR 2014-2020. Ci chiediamo allora come siano stati spesi questi fondi, come siano stati spesi questi 122 milioni di euro tra Natale e Capodanno, e se ancora una volta ci si sia avvalsi di operazioni e di artifici contabili, così come fatto in passato anche delle passate amministrazioni regionali, oppure se siano stati utilizzati per progetti validi e quindi ecco che tipo di risultati siano stati ottenuti a beneficio della nostra regione. L'ultima stoccata è alla trasparenza. Non vogliamo sentirci presi in giro, anche se siamo ben consapevoli che la trasparenza non è un punto forte del governo targato Oliverio. E proseguiamo con la politica regionale, con le nuove deleghe assegnate proprio dal Presidente Oliverio.
Onestamente, la scelta compiuta dal Presidente di consegnare altre deleghe agli assessori tecnici non è stata una buona mossa per tenere in piedi la maggioranza. A dire il vero, più di un consigliere si aspettava, diciamo così, un riconoscimento per aver tenuto la barra dritta, ma Oliverio ha scelto diversamente, cogliendo di sorpresa tutti, visto che della novità relativa all'allargamento delle competenze ai tecnici non era cosa nota, e dire che il governatore ha partecipato alla riunione del Consiglio, ma con nessuno, così dicono i consiglieri, ha affrontato l'argomento, una scelta dettata da quale logica e chi lo sa, di certo non quella di mantenere coeso il gruppo, perché il malumore è tanto e si taglia a fette. Ora bisognerà capire se ci sarà una reazione a questa decisione assunta dal governatore, che qualcuno ha definito una provocazione. Difficile però che l'urlo dell'insoddisfazione varchi la soglia dei panni sporchi in casa. È probabile che ci sarà la richiesta di chiarimenti ad Oliverio, ma non accadrà niente, perché nessuno dei consiglieri che mostra di non gradire l'operazione è disposto a gettare la spugna. In molti continueranno a fare buon viso a cattivo gioco, per la serie Oliverio siamo con te, ma nel frattempo si guardano intorno perché del futuro non v'è certezza. Insediamento questa mattina al Comune di Vibo del commissario prefettizio Giuseppe Guetta, che invita la città a vivere con serenità i mesi di commissariamento. Una trentennale esperienza nei ranghi degli uffici periferici ministeriali. Per la sua prima volta in Calabria, il prefetto a riposo Giuseppe Guetta è stato chiamato a guidare il comune di Vibo Valentia fino alle elezioni di primavera nella veste di commissario prefettizio. La nomina da parte del prefetto Giuseppe Gualtieri a seguito delle contestuali dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali. Con lo stesso decreto prefettizio si è provveduto alla sospensione del consiglio comunale oltre alla nomina del commissario. 65 anni, originario di Napoli, Giuseppe Guetta è stato prefetto di Oristano fino a pochi mesi fa. In precedenza è stato viceprefetto vicario di Lecco, Lucca e L'Aquila. Come primo atto al suo arrivo al Palazzo Municipale, Guetta ha voluto incontrare la stampa e attraverso essa lanciare un appello alla società vibonese. Sono onorato di essere il commissario prefettizio di questa bella realtà e assicuro il mio massimo impegno, come sempre ho fatto nella mia carriera. Ho chiuso la carriera attiva da poche settimane come prefetto di Oristano e mi calo in questa nuova realtà con molto piacere. Sono lieto di essere in una città che ha una grandissima tradizione, una grande storia, e quindi farò la mia parte per accompagnare l'amministrazione comunale alla nuova amministrazione, quella che sarà votata dai cittadini. Lei ha fatto un appello preciso, ha parlato di serenità. Certamente, ma l'ho sempre fatto, mi pare che sia il 21° commissariamento che svolgo nella mia carriera. Quando arriva il commissario è ovvio che inizia una campagna elettorale e vorrei favorire, e inciterò anche i dipendenti, i dirigenti del comune, favorire un clima di serenità. Ci sarà ovviamente una competizione elettorale, ma alla luce della dialettica democratica, quella che ovviamente deve inerire ad ogni amministrazione comunale. Le sue esperienze anche in altri ambiti, pensiamo alle sue esperienze di L'Aquila, tornerà utile anche per gestire situazioni delicate che inevitabilmente in un comune del Meridione ci sono? Ma certamente metterò la mia esperienza al comune, insomma, a disposizione del comune di Vibo Valentia, come del resto ho sempre fatto nei vari comuni dove sono stato commissario. E certamente l'esperienza è molto importante in rami come quello della protezione civile ed altri. Si è dimesso l'assessore comunale di Crotone Salvatore De Luca, che spiega le ragioni in una conferenza stampa. Vado via perché faccio una scelta rispetto a due possibili alternative: cambiare il mio schema culturale, professionale, mentale, oppure mantenerlo e allontanarmi dal mondo politico. Così Salvatore De Luca, assessore del comune di Crotone, ha deciso di lasciare. De Luca ricopriva dal 21 luglio del 2017 diverse deleghe, fra le quali quella all'urbanistica e alla pianificazione territoriale. In una conferenza stampa ha spiegato la sua decisione, maturata dopo una lunga riflessione. Sottolinea il fatto che, come anticipato da organi di stampa, non ci sono stati battibecchi o presunti litigi. In realtà nessuno ha litigato con nessuno. All'interno di un gruppo variegato, composito, ci sono
molte persone è una gerarchia e quindi una disciplina che non impedisce naturalmente che le persone si esprimano liberamente e confrontino le loro opinioni. A volte questo accade anche in modo più colorato, più folcloristico, ma questo fra persone adulte non genera mai o quasi mai fraintendimenti o risentimenti. Io non sono un permaloso, tantomeno lo sono le persone con cui ho condiviso il progetto politico. È soltanto una notizia che è stata probabilmente un po' strumentalizzata e che ha ridotto la scelta delle dimissioni alla conseguenza di un battibecco. Non è stato così. Non chiude la porta alla politica, ma il mio concetto di impegno politico è inalterato. Sono diversi i percorsi possibili, quindi io non escludo niente, ma in questo momento francamente non c'è niente nel mio orizzonte di impegno politico. Siamo alla cronaca, rapina un'anziana in casa e fugge dal balcone, ma perde il documento di identità. Così è stato arrestato a Cosenza dalla squadra mobile un quarantenne. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cosenza l'uomo che prima di Natale, il 22 dicembre scorso, è entrato in casa di un'anziana in piazza Zumbini e dopo averla strattonata e minacciata si è fatto consegnare il denaro custodito nell'abitazione per poi darsi alla fuga calandosi dal balcone. L'appartamento sito al terzo piano con una tenda in stoffa. Si tratta di un quarantenne già noto alle forze dell'ordine che dovrà rispondere di rapina e violazione di domicilio. Le indagini della polizia sono scattate subito dopo la denuncia della donna. Nel corso degli accertamenti ritrovata dagli investigatori sul solaio dell'atrio esterno del condominio un documento di identità. L'incauto rapinatore lo avrebbe perso nel corso dell'irruzione nell'abitazione della donna, una traccia che ha portato gli inquirenti sulla pista giusta. Che si trattasse proprio della stessa persona del documento lo hanno confermato anche le immagini del sistema di videosorveglianza presenti nella zona che sono state acquisite e visionate dagli agenti. L'arresto dell'uomo è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza su richiesta della procura. Il quarantenne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Via Popilia. La cronaca giudiziaria, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Salvatore Fuscaldo, il bracciante cinquantenne di Ciron Marina, reo confesso dell'omicidio di Antonella Lettieri, uccisa il 7 marzo del 2017 all'interno della sua abitazione. Fuscaldo era già stato condannato con rito abbreviato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. L'inchiesta sul caporalato in Sila, 2 le persone condannate dal GUP, mentre per altri 13 indagati è stato disposto il rinvio a giudizio. Era il 5 maggio del 2017 quando scattò l'operazione coordinata dalla Procura di Cosenza e condotta dai Carabinieri contro lo sfruttamento dei migranti in Sila tra i comuni di Camigliatello e San Giovanni in Fiore. Adesso il GUP, accogliendo in parte le richieste del procuratore Marisa Manzini, ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa al pagamento di 20.000 euro di multa oltre alle spese processuali 2 degli indagati, Fulvio Serra e Giampaolo Serra, che avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Per altri 13 indagati disposto invece il rinvio a giudizio per i reati di abuso d'ufficio, tentata truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Dovranno presentarsi davanti al Tribunale di Cosenza in composizione collegiale il prossimo 2 maggio. Dall'inchiesta accoglienza, lo ricordiamo, è emerso che i migranti venivano impiegati nelle campagne in lavori di ogni genere, in condizioni ritenute dagli inquirenti di sfruttamento, in completa violazione dei contratti collettivi nazionali e del contratto collettivo territoriale vigente, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. 2 coniugi incensurati sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e detenzione abusiva di arma dai Carabinieri di Spilinga. Nel corso di perquisizioni domiciliari all'interno del garage sono stati trovati numerosi beni risultati provento di vari furti in abitazioni perpetrati nella zona, in particolare di una Fiat 500, un fucile modificato a canne mozze calibro 16 e 280 munizioni di diversi calibri.
2 persone, il proprietario di un bosco e il titolare di una ditta boschiva, sono stati denunciati a Casali del Manco dai carabinieri forestali per violazione della normativa regionale in materia. È falso. I militari hanno accertato il taglio di oltre 200 piante di roverella attuato con progetto che ne indicava le caratteristiche di ceduo misto. Secondo quanto accertato sarebbe stato arrecato un deturpamento delle bellezze naturali e un danno ambientale al bosco. Da qui la denuncia, elevata anche una sanzione amministrativa di 3.500 euro. Beni per circa 1,5 milioni di euro sono stati confiscati e sequestrati dalla Guardia di Finanza a 6 persone fra esponenti di spicco e prestanome di una cosca di 'ndrangheta di Lamezia Terme. La misura riguarda 3 ville, delle quali una è in corso di costruzione a Lamezia, un terreno con annesso appartamento e un terreno all'interno del quale è stata abusivamente costruita una villa, 2 moto e 9 autovetture, una delle quali d'epoca. 30 anni di reclusione è la pena richiesta dal pubblico ministero per Gaetano Müller, il 20enne di Sorianello, accusato dell'omicidio del cugino 27enne Bruno Lazzaro. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile. La sentenza è prevista per il 13 febbraio prossimo. Verso la pagina sportiva parliamo di calcio, bilancio più che positivo per il calciomercato sessione invernale. Bene Cosenza e Crotone in B che possono tornare a concentrarsi sul campionato. Domani in campo al Marulla alle 15 Lupi che ospiteranno il Cittadella, mentre domenica toccherà al Crotone ospitare allo Sci del Livorno. In C file ai botteghini per la Nuova Regina, attivissima nel calciomercato appena concluso. Il derby di domenica dirà chi fra Amaranto e Giallorossi può puntare in alto. 5,6,5, così secondo l'autorevole giornale sportivo nazionale Gazzetta dello Sport, i voti assegnati a Crotone e Cosenza per il calciomercato sessione invernale, voti che comunque sono nella media fra le compagini di B, meglio solo Brescia, Padova e Verona. Per i Lupi 5 i nuovi arrivi, a dar manforte al gruppo di Braia nel girone di ritorno per centrare la salvezza, mentre 9 calciatori hanno lasciato la compagine rossoblù. Fra i nuovi arrivi qualcuno ha già saggiato, come mostrano le immagini dell'allenamento, il San Vitino, e forse domani scenderanno in campo alle 15 al Marulla quando toccherà ospitare il Cittadella. Io lo ripeto per l'ennesima volta, loro per me è una, se non la migliore come organizzazione, perché sono organizzati, giocano insieme da anni, ma anche prima di Venturato giocavano questo tipo di calcio, perciò sicuramente prendono giocatori funzionali a questo tipo di gioco. Perciò è una squadra che anche dal mercato ne esce rafforzata, perché sia Moncini che Diab erano giocatori in una lista anche di Trinchera, perciò si sono rinforzati, è una squadra forte. Noi dobbiamo fare una grande partita per fare il risultato. 7 invece le partenze per il Crotone contro 8 arrivi. I pitagorici hanno dovuto loro malgrado cambiare in corsa obiettivi e dopo una serie di risultati negativi ora si punta al rilancio, iniziato in casa con il Cittadella e poi proseguito a Foggia con un successo che mancava da tanto. Ora domenica toccherà a Livorno far visita ai calabresi che allo Scida devono tornare al successo dopo quasi 4 mesi di digiuno. Questa è invece una foto che fa capire l'entusiasmo tornato a Reggio Calabria, la fila ai botteghini in vista del derby di domenica fra Regina e Catanzaro. 9 i movimenti in entrata e 7 in uscita per la squadra del patron Gallo. Bellomo, Strambelli, De Falco, Dumbia, Baclè, Martiniello, Procopio, Farroni, Gasparetto saranno l'arma in più contro i giallorossi che invece dal canto loro, dopo aver vinto al Massimino di Catania aggiudicandosi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, sono proiettati verso il derby. Le Aquile devono invertire un trend negativo di 4 sconfitte consecutive in campionato in casa degli Amaranto. L'ultimo giorno del calciomercato invernale ha regalato un calciatore tanto richiesto da mister Auteri, Giacomo Casoli, che può far compiere il classico salto di qualità ad una squadra già apparsa in ottima forma. Cani e Silvestri restano alla Vibonese che ha ingaggiato Andrea Zaccagno, Edoardo Rezzi e Biagio Filugamo. Il rende invece fra D e nuovi arrivi. Saluta l'esterno offensivo Levec, classe 99 dal Potenza. E adesso le previsioni del tempo.
Condizioni atmosferiche in miglioramento con temperature in netto rialzo grazie al ritorno di correnti meridionali. Sabato i valori massimi potrebbero localmente sfiorare i 20 gradi. Ad ogni modo già da domenica ritorneranno condizioni di tempo invernale. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo velato o nuvoloso per nubi medio-alte, temperature in ulteriore aumento e su valori ben al di sopra delle medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari agitati con venti moderati o forti da scirocco. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.